Saluto a tutti, seconda tappa de Campacui, siamo in Agustera, settimana, e rimanere in Canava, e oggi siamo in comune di Bigorno, nella strada di Murado, nella esplorazione di un produttore di farina di castagna, Frédéric Bagnoli. RCFM e Campacui. Allora, nell'agricoltura io ero responsabile di un'usina, una blanchisseria industriale, a Luciana, con assai impiegati e n'era più una vita per me. Troppo pressione, non mi piaceva più. Mi giulia appena da, sempre diosa da mattina a sera, grosse settimane, stagioni con i turisti e tutto ciò che va con questo. Dunque, dopo avevo visto il castagneto di ava mia appena l'abbandono, mi toccava appena, il mio cacca se ne è morto. E ho fatto la scelta di cambiare tutto per bene lavorare qui e stare qui. C'è stato assai lavoro, era un macchione, si può dire, erano quasi coperti i castagni, con l'aiuto di un moabo e i cugini e le amiche, abbiamo puliti, abbiamo fatti scavare, abbiamo tutti diosi per l'animale, perché c'è comunque assai animali nella regione. E c'è stato 3 anni di lavoro intensi. E dopo abbiamo cominciato le nostre prime ricolte. Allora qui la più parte dei castagni sono gentili, c'è qualche murianinchi e 2 o 3 tigiolani, ma noi scimo tutto è gentile per la verina, ci conviene assai. All'antica usiamo carreccio a legno, sbattiamo con una macchina appena modernizzata. Cogliamo a mano qualche filetti, perché certe volte non abbiamo mica abbastanza braccia, ci aiuta appena i filetti. Da oggi troviamo di raschera, dopo per 30 anni appena un luogo di qualche qualche, quando ho vinto la ricolta, faccio bacia appena, mi danno appena un luogo pulito. Si dipende dall'annata, in moyenne una donna di verina, poco presto. Allora, altre attività, in piazza c'è un'altra attività, ci sono le capre. Abbiamo 100 capre, facciamo la trasformazione, facciamo assai gas fresco, dal mese d'aprile fino a fine d'agosto. Abbiamo un ettaro di aranci che entra in produzione ora. E la bene ci ha acciuttati, c'è mica la beura di lavorare, è un mestiere che ce la batte. Et demain, nous descendrons en plaine, nous nous retrouverons à Barquette, sur la commune de Volpayol. Nous irons à la rencontre d'une jeune coiffeuse, Gilles Genest, qui sera avec nous. On la retrouvera dans son salon de coiffure. À demain donc pour notre 3e étape des Campacui, Indagustera. RCFM e Campacui.